25 minuti la sua prima annata italiana dopo aver giocato l'anno scorso in Kazakistan con la maglia dell'Astana. Attacca Milano, Melli perso dalla difesa di Trieste, lo trova Gigi D'Atomo a 2 passi dal ferro e per Melli è molto facile inchiodare completamente indisturbato. Davis aspetta che Spencer si avvicini per bloccare, poi lo serve sul pick and roll, buona rotazione difensiva di Melli. Spencer sbaglia ma segue il suo errore e lo corregge a canestro, ecco perché è il miglior rimbalzista offensivo del campionato. Palla in mano per Trieste, Vildera si avvicina per bloccare, si stampa sul suo blocco Tonut, poi lo serve con un passaggio dietro la schiena Ruzier, sbaglia Vildera, non sbaglia Emanuele Terry. Show di Vildera che riesce a toccare il pallone, ancora pick and roll con Davis, si alza per la tripla Napier e la manda a bersaglio. Shabazz Napier con i suoi primi 3 punti in campionato. Ricci va da Luau Cabarro che vuole attaccare il recupero di Campogrande, buona difesa del giocatore di Trieste, poi però Luau Cabarro con il crossover alla fine disorienta Campogrande. Quando Luau Cabarro è andato dentro con ancora più decisione, lo vediamo qui accoppiato a Corey Davis, parte in penetrazione Napier che batte Davis, fa il ferro a segnare subendo anche fallo. Blocco di Spencer per Bartley che cerca spazio per avanzare, poi serve il taglio di Spencer, scarico nell'angolo, tiro per De Angeli sbagliato, ma Corey Davis sbuca dal lato debole e conquista un rimbalzo in un attacco veramente incredibile. Con Napier si alza molto Spencer per bloccare, riceve end off, Davis ha spazio per la tripla, se la prende e la segna Corey Davis per il più 5 Trieste. Quantità di voli sopra il ferro clamorosa per il 33 di Trieste, mentre qui la zona di Coach Legovic viene battuta. Wolves e Wizards, secondo libero per lui, lo manda uscita di Luau Cabarro che blocca, Ruzier rimane con Napier, solo 11 secondi per andare al tiro, si avvicina anche Brandon Davis, Napier attacca, arresto e tiro. Nel frattempo se ne sono andati diversi secondi, però palla battuta per terra per Spencer, virata e canestro sopra Pippo Ricci. Che giocata di Skyler Spencer per attaccare, possesso di Milano fino a questo momento senza vantaggi, taglio di Melli innescato da Luau Cabarro, Melli segna subendo anche il contatto falloso. Brava Milano in totale emergenza, bersaglio, ancora un rimbalzo offensivo di Terry, altro extra possesso per Trieste, Terry si gira, il tiro non entra, ancora un rimbalzo in attacco, questa volta Skyler Spencer che tiene il pallone fra le mani quando mancano 10 secondi per andare al tiro. Adesso con la rincorsa attacca Spencer, Devon Hall si allunga troppo il possesso palla di Trieste, rimangono solo 3 secondi alla fine del match. Davis alla fine tira, allo scadere sbaglia, finisce così, Milano batte Trieste 65-59.